Allora amici, eccoci qua, il mio più cordiale buona settimana a tutti voi che mi seguite con le previsioni della settimana attraverso la lettura di carte, o meglio l'oroscopo settimanale attraverso le mie previsioni. Quindi una buona settimana a tutti quanti voi. Questa è la settimana che va dal 21 al 27 di settembre 2020. Prima di iniziare, come al solito uso fare io, ricordo a tutti voi che se avete bisogno di una mia consulenza riservatamente, privatamente, basta contattare i numeri che vedete nello scrollo. Sopra la mia testa c'è lo scrollo con i miei numeri. Per tutti coloro invece che hanno dei seri problemi di coppia, coloro che sono stati lasciati dal proprio uomo, dalla propria donna, dopo anni di convivenza, di fidanzamento, di matrimonio, e volete che questa persona torni da voi, volete che questa persona ritorna a impazzire per voi d'amore, allora potete chiamarmi sempre ai miei numeri sovraimpresso e raccontarmi la vostra storia. Io vi dirò come è possibile intervenire. Detto questo, andiamo con le mie previsioni della settimana che va dal 21 al 27 di settembre 2020, ok? E andiamo con la preparazione per il segno dell'Ariete. L'Ariete è un segno molto docile, un segno che vuole essere al centro dell'attenzione, quindi è un segno un po' particolare. Allora, eccoci qua, l'Ariete. Allora, in questa settimana potrete dare il giusto peso alla tranquillità e al benessere. Potreste avere affrontare un periodo di questa settimana un po' difficile, magari pieni di impegni che non vi danno tregua, che vi portano via tantissimo tempo. Quindi potreste approfittarne per prendervi un momento per voi e la vostra relazione sentimentale. Godetevi il rapporto di coppia e di serenità, perché questa settimana sarà proprio appunto una settimana un po' complicata per voi, dove non riuscite a mettere a fuoco il tutto per i tanti impegni che avrete e dovete mantenere, ok? Per il lavoro, la sfera lavorativa, le carte vi dicono che vi sentite stanchi e d'altronde avete lavorato troppo sodo. Probabilmente avrete bisogno di una pausa. Vi aiuterebbe molto a recuperare energia e voglia di fare e strafare. Quindi cercate di concentrarvi, cercate di mettere a fuoco un po' quello che c'è da fare questa settimana, proprio appunto per dare un po' di più energia e più carica in voi stessi. E adesso andiamo a prepararci per la lettura del segno del Toro. Ecco qua. Allora, il segno del Toro. Questa settimana
potrebbe portarvi qualche fastidio e difficoltà. Il vostro umore non sarà dei migliori, attenzione, guarderete ogni dettaglio e parecchie cose non vi andranno a genio. Quindi siete un po' complicati pure voi questa settimana, più che altro stanchi. Se avete un partner potrebbe non apprezzare questo modo di fare, un po' capriccioso e pesante, se vogliamo dirla tutta. Attenzione, perché potreste scagliarvi proprio contro la vostra dolce metà. Quindi se proprio ve la dovete prendere, prendetevela con voi stessi, non ve la dovete prendere con gli altri o chi vi sta vicino. Chiaro? Il lavoro, il nervosismo di questi giorni si farà sentire pure sul posto di lavoro. Sarà meglio darsi una regolata, perché ai piani alti il vostro comportamento potrebbe comportare delle conseguenze. Occhio al modo di rapportarsi pure con i colleghi, perché volete, ecco qua, vedete questa carta, voi vi dovete un po' svagare, perché sembra che volete gestire, comandare tutto voi, e così non funziona, perché vi renderete antipatici sul posto di lavoro e non va bene. Ok? Detto questo, prepariamo la lettura per i gemelli, il segno dei gemelli per questa settimana. Allora, per voi gemelli questa settimana non saranno giorni particolarmente entusiasmanti sul fronte amoroso. Vedete la carta della noia? State attraversando un periodo di noia. La vedete? Se siete impegnati in una relazione, potrebbe essere una settimana abbastanza tranquilla, nulla di frenetico o di differente dal solito. Forse sarete un po' troppo concentrati su altro, siete distratti, magari sul lavoro. Non dimenticatevi del vostro rapporto con il partner, va alimentato e coccolato. Sul lavoro in questa settimana dovrebbero arrivare delle novità abbastanza interessanti per voi. Ci saranno opportunità su cui poter contare. Cielo interessante pure per quanto riguarda le entrate, buone soddisfazioni. Quindi ci saranno ottime entrate, ok? Attenzione però alla malafede, vedete? Dove sta? Ecco qua, la carta della malafede. Vedete scritta malafede? Ci avete troppe persone intorno che sono gelosi di voi. Chiaro? E andiamo con il cancro. Vediamo cosa dicono le carte per il cancro. Allora, il cancro durante questa nuova settimana di settembre avrete degli impegni che non vi consentiranno di godervi appieno l'intimità, ok? Per fortuna a partire da venerdì le cose cambieranno in meglio e non in peggio, avrete molto più tempo.
dovrete cercare di approfittare soprattutto del weekend per pensare ai rapporti di coppia. È chiaro, magari potreste organizzare qualcosa di diverso per rilassarvi un po'. Vedete? Perché se no vi chiuderete nella piena solitudine e non va bene. Sulla sfera lavorativa invece in questi giorni gli impegni non mancheranno, le energie saranno buone, ma i compiti non saranno diversi dal solito. È per questo motivo che potreste sentire la necessità di qualche stimolo in più per raggiungere logicamente la piena felicità. Eccola qua, la carta della felicità. Va bene? E adesso andiamo con il leone. Vediamo il leoncino cosa dicono le carte per questa settimana. Allora, questa settimana il segno del leone decisamente bella e leggera questa settimana per voi, in cui il vostro umore sarà buono e le energie saranno interessanti. Se avete una persona speciale al vostro fianco potrete approfittare di queste stelle per godervi delle emozioni intense. Va bene? Quindi è tutto particolare per voi questa settimana, decisamente interessante. È chiaro? Non ci saranno dei grandi cambiamenti in amore. Si tratterà di una settimana tranquilla, ma assolutamente non noiosa. Perché vedete questa carta qua, la carta della coppia, il sole uscente, sta a indicare appunto settimana tranquilla, non noiosa, ma molto vivace nel lato sentimentale. Nel lavoro invece, se avete cambiato il vostro percorso da poco tempo, potreste essere molto felici. C'è da considerare il fatto che potrebbero arrivare delle prime gratificazioni, i primi risultati, bene, pure nuovi piani e progetti. Quindi amici del leone, è la vostra settimana, quindi godetevela appieno, E adesso andiamo con la Vergine. Il segno della Vergine. Ecco qua. Allora, il segno della Vergine, questa settimana potrebbe essere un po' difficile da affrontare per voi nati sotto questo segno. Bisognerà tenere sotto controllo le emozioni e cercare di non abbattersi di fronte al primo ostacolo amoroso. Per fortuna i giorni centrali della settimana saranno un po' più positivi. Senz'altro si potrà attendere un periodo migliore per fare dei passi importanti. Vedete, anche nel lato sentimentale di coppia sarà una settimana interessante, positiva. Mentre per quanto riguarda il lavoro bisognerà impegnarsi davvero molto a fondo per poter concludere compiti e progetti. Il giusto impegno però sarà anche possibile ottenere qualche risultato e qualche soddisfazione. Presto le cose andranno meglio, anzi a gonfie vele, con un accordo preso con alcune persone riguardante il vostro lavoro. E adesso andiamo con la bilancia. Ecco qua, andiamo a accontentare quelli del segno della bilancia.
Se ancora non vi dovete iscrivere a questo canale, fatelo per non perdervi i prossimi video. Allora, bilancia. Questa sarà una settimana molto importante per l'amore. Se siete impegnati in una relazione di coppia, potrete contare sulle vostre stelle. Saranno giornate piene di soddisfazione, dolcezza e attenzione nei confronti del proprio partner. Qualche interessante novità potrebbe arrivare pure per chi ha ancora il cuore libero. Affrontate la settimana con leggerezza e tranquillità, perché è un'ottima settimana per voi. Vedete, l'angelo sta a indicare settimana positivissima per voi. Sul campo lavorativo invece in questi giorni non ci saranno grosse novità in ambito professionale. Sarete un po' distratti dalla vostra sfera intima. Dovrete impegnarvi pure sul lavoro, soprattutto se avete intenzione di realizzare i vostri sogni nel cassetto. Ok? Bene, andiamo con l'oroscopo dello Scorpione, o meglio, le mie previsioni, perché queste sono previsioni fatto attraverso i tarocchi, attraverso la cartomanzia del maestro Cleo, quindi tutto reale, e di quello che dico mi assumo ogni responsabilità. Chiaro, perché questa è una validissima lettura di carte per la settimana, segno per segno. Allora, lo Scorpione, vediamo cosa dicono le carte. Essendo che vivrete già lo scompiglio mentale, una buona settimana lavorativa è in arrivo. Il vostro umore sarà sempre molto alto, sarete serene e malleabili, e la vostra dolce metà non potrà fare a meno di apprezzare questo vostro lato così positivo e ottimista. Sta qua, vedete la vostra compagna? Saranno quindi giorni perfetti per lasciarsi andare con il partner e godersi i sentimenti di coppia, quindi godetevi il momento. Sul lavoro invece, già lo sapete, sul posto di lavoro tutto andrà veramente alla grande in questi giorni. Il vostro aiuto e il vostro impegno sarà veramente essenziale per il raggiungimento di determinati obiettivi. Sarete attivi e laboriosi e ai capi piacerete molto. Bello, eh? Andiamo con il Sagittario. Il Sagittario, ecco qua. Una alla volta contendiamo tutti. Il segno del Sagittario. Allora, che dire? Il Sagittario voi del Sagittario potreste essere un po' capricciosi in questa settimana. Perché? Dovrete cercare di ragionare molto bene prima di fare o dire qualcosa, perché tutto ha una conseguenza, e voi potreste pentirvene di quello che deciderete. Questo modo di fare così particolare potrebbe non portare delle buone, positività nel rapporto di coppia, quindi sarà importante fare attenzione pure ai piccoli dettagli. Ok? Non dovete trascurare la vostra anima gemella, dovete essere un pochettino più partecipe. Occhio alle invidie, perché ne avete tante. Il diavolo sta a indicare invidie, cattiverie, malocchie e via. Quindi allontanate le persone cattive.
Sul lavoro invece il nervosismo, c'è un po' di nervosismo, ma soprattutto l'istinto potrebbe spingervi a prendere una decisione importante, senza riflettere troppo, quindi dovete scagliarvi a prima vista. Occhio a cosa decidete di fare, perché poi potreste rimpiangere determinatamente le vostre decisioni, ok? L'unica cosa buona da fare, io dico sempre, farsi guidare dall'istinto. Vabbè, fatevi guidare dal vostro istinto. E adesso andiamo con il Capricorno, segno un po' pazzarello. Vediamo il Capricorno cosa ci dice. Allora, il Capricorno, è probabile che avete parecchi pensieri per la testa in questa settimana, dubbi, timori e preoccupazioni che riguardano la vostra persona, ma pure la vostra relazione sentimentale. È anche per questo motivo che deciderete di essere più riflessivi del solito in questo periodo. Questo tipo di comportamento vi aiuterà pure in caso di decisioni da prendere e scelte da fare. Sono stato chiaro? Mentre sul lavoro la prudenza farà parte di voi anche sul posto di lavoro. L'attenzione sarà infatti fondamentale, ma in fondo lo è sempre per voi, per non commettere i soliti errori. Un po' di premura pure al controllo dell'autostima personale. Quindi datevi una controllata voi da soli, ok? È molto importante. E andiamo con il segno dell'Acquario, vediamo cosa dice l'Acquario questa settimana, come la passerete. Allora, voi del segno dell'Acquario, questa si prospetta una settimana davvero complicata da vivere eppure da gestire. Probabilmente c'è qualcosa che non vi rende felice in amore, potrebbe essere proprio un rapporto finito oppure un rapporto che non funziona. Avete ragione a soffrire un po', visto che da qualche tempo che non vi sentite pienamente sereni. Vi mancano le coccole, vi manca l'affetto, vi manca l'amore. Mai perdere la speranza però, e soprattutto la forza psicologica. Va bene? Sul lato lavorativo, invece, per voi del segno dell'Acquario, ad aumentare questo senso di malinconia e agitazione generale potrebbe esserci pure qualche mancata gratificazione lavorativa. Ci saranno degli ostacoli da affrontare, ma soprattutto da superare. Chiaro? Bene, e adesso andiamo con il segno dei pesci, che è l'ultimo dello zodiaco. Vediamo la settimana dei pesci. Eccoci qua.
Allora, miei cari amici, per voi del segno dei pesci avete bisogno di un po' di serenità, avete dei strani pensieri in testa e alcuni non vi fanno sentire molto bene. In questa settimana, in effetti, vi sentirete abbastanza confusi, state in una confusione totale. Il consiglio è quello di cercare di riflettere su quello che non va e quello che non vi piace, di discuterne con il vostro partner. Dovrete cercare un buon equilibrio per sentirvi meglio, ma potrete contare su delle interessanti stelle del fine settimana. Auguro per voi. Mentre sul lato lavorativo il senso di disordine mentale si farà strada pure sul fronte sentimentale. Forse dovreste provare a fare un po' di ordine per trovare anche delle nuove strade e concentrarvi poi sui progetti per il futuro riguardanti il vostro lavoro. Va bene? Allora, miei cari amici, anche quest'oggi abbiamo terminato la mia previsione segno per segno per quanto riguarda l'oroscopo della settimana, e quindi per questa settimana che va dal 21 al 27 di settembre 2020. Noi ci sentiremo per la prossima settimana e non resto che augurarvi buone stelle e che le stelle siano sempre con voi. Alla prossima, arrivederci.